Nel seguente filmato andremo a vedere alcune esercitazioni specifiche da proporre a giovani giavellottisti delle categorie Under 18 e Under 20. Qui vediamo alcuni esercizi a coppie per la mobilità articolare del distretto scapolo-omerale. Importanti per lo sviluppo delle abilità motorie gli esercizi a corpo libero e di iperacrobatica generale. Gli esercizi imitativi, eseguiti singolarmente o a coppie, senza attrezzo e con attrezzo, sono la base per migliorare la coordinazione nel lancio. Lanci a una mano e a due mani, con palline leggere, palle con maniglia, palle mediche, eseguiti in varie forme, migliorano la forza speciale. Una parte importante dovrà essere dedicata alla preparazione muscolare degli arti inferiori, con esercitazioni di multibalzi su una gamba, a piedi pari, alternata, sia sul piano che sulle gradinate, privilegiando la dinamicità e la reattività del movimento, lavorando sull'eccentrico, sul concentrico, sul pliometrico e moderatamente sull'isometrico. Esercitazioni ai grandi attrezzi, come le parallele, la sbarra, la fune, sono importanti per il miglioramento della forza generale a carico della muscolatura degli arti superiori, del tronco e degli arti inferiori.
addominali, flessioni avanti e dietro del busto, circonduzioni con piastre, hanno lo scopo di prevenire infortuni nella zona lombare durante il lancio. Gli esercizi imitativi con piastre e manubri, specifici per il giavellotto, hanno lo scopo di rinforzare la muscolatura del giavellottista. Al termine delle sedute di forza è utile inserire alcuni esercizi di rapidità per ripristinare la prontezza di reazione del sistema neuromuscolare.